Roberto Tardino, vengo da Noto e mi occupo delle sculture vegetali e utilizzo una tecnica thailandese molto particolare perché prevede l'utilizzo di un solo coltello, non di attrezzi particolari. Quindi tutto il resto dipende dalla sapienza tecnica e chiaramente dall'inventiva. Sì, la tecnica e la fantasia sono molto importanti per questo ruolo, certo, è una tecnica un po' particolare, quindi la fantasia ha un ruolo importante anch'esso. È chiaro che poi c'è la possibilità di imparare, diciamo un po' attingendo dalle conoscenze di chi ti insegna. Certo, certo, è ovvio. Si può imparare anche da soli, però è ovvio che avere una base su qualcuno che ti insegna una tecnica è molto essenziale, è giusto rubare il mestiere anche ad altre persone importanti che siano più bravi di noi in questo senso. Sculture vegetali che chiaramente hanno innanzitutto un ruolo estetico, decorativo, ma può essere anche la maniera giusta per valorizzare un prodotto, in questo caso lei ha scelto la zucca. Sì, sì, sicuramente faranno la sua bella figura sistemati su un buffet, come centro tavola, qualche cosa. E anche molti ortofrutta ce li chiedono per poter abbellire i loro banchi da lavoro e poter attirare effettivamente anche la gente per la bellezza che presentano. Quindi voi lavorate nell'ambito dei catering, come ha detto lei anche i fruttivendoli, la ristorazione, tutte quelle situazioni in cui il cibo deve essere parte integrante del contesto. Sì, infatti, questi sono i settori su cui ci dilettiamo, ma prendendo spunto anche da una piccola pesca, da un ravanello, da una carota, si possono creare anche delle piccole decorazioni per qualche cocktail, anche il bar quindi può rientrare in questo tipo di attività.